di caffè. Andiamo a vedere. E speriamo che è una bella giornata. Quando preparare. La cucciaiata. Le bombe di Brunà. Quando arriva la comincia a brana Oroscopo del giorno. Acquario. Oggi sarà una giornata piovosa. Se uscite di casa, la giornata piovosa. Pesci. Un amico vi confiderà un segreto. Mi raccomando. Andiamo a vedere. Pure loro. Buongiorno mamma. Buongiorno tesina mamma. Mamma, ti sta a posto? Sì, non vado, perché a metà proprio stamattina mi ha riuscito un po' di dolore testa, probabilmente tenga ragione un po' che influenza. Che frega, ma una bella cosa, mi sta facendo influenza, no? Che c'è fa? Scusa, e i cani dell'influenza e fai l'influencer, si fanno un po' di soldi. E ce l'ha mamma si carica, che va con Polietta stamattina, ma io sono vecchia, che c'ha fa, quella pubblicità. Ma si ragazza un po'. Via di po'. No, mamma, sai greca, io sto un po' preoccupata per papà. Perché chi la ieri come al solito, se la gatta nera donna colombo, la taglia da strada. E chi mi che stai? Ha cominciato a fare tutte le scongiure, rituali suoi, io sai, ha fatto da cosa. Mamma, però papà sta proprio fissata, sta guaiata. Ti diamo a mamma, mi piacerisce, mi stiamo guaiata noi che l'ha mai supportato. Sopportata, che non è, non ce la faccio più. Ti dico, ma mi dico tenere un ubriacona, mamma? Non sto dicendo questo, mamma. Però per esempio, no, la cavotta di prima di spesa, noi abbiamo qua a terra. Che cosa successe? Mamma mia, papà venette a Lucca e strepitava, faceva il corno, un sacco di sport, una cosa normale, Ti dico, ma come la buttare in terra, mamma? Ti fanno un apposta. Quando mai? E allora sentiamo a me perché solitamente quando metti la tavola, vuoi come si può fare? Metti sempre un pane sotto il coppa. Fai a posto o no? Io non faccio così, non ci penso. E ci piace mangiare qualche volta. Certi che a casa teniamo una famiglia proprio strana, Tuo padre, tua sorella Rosetti che è fissata con la musica. Vabbè, Rosetti in questo periodo non ci ascolta solo di musica e canzoni. Va a capire. Natazzule le candele. Tu vuoi pensare una cosa, quello c'è chi c'ha il vizio del fumo, c'è chi c'ha il vizio del gioco. C'è chi c'ha... C'è chi c'ha la segretaria, c'è chi c'ha che non pensa a darti l'ora. Finiscila. Vabbè, comunque una cosa, se l'essere umano non c'ha uno stimolo, non c'ha qualcosa, non c'ha un ideale, non c'ha... Se non c'ha della segretaria, se non c'ha che non pensa a darti Vuoi l'ora. fare tutta quanta questa canzone a mamma? Fammi fare la banda. Buongiorno. Buongiorno, che E che ne come ti hai conciato allora? Ma stai pure?
Sì, sto buono, non ti preoccupare. Guarda Mi sono che- messa così sola per prevenire un malanno, capisci? Ah, e quella ho capito. A ieri se la gatta torna colomba, gatta nera, tagliata a strada, è vero? Che non è una gatta, ma è un uriamo. Non esagera. Non esagera. Ma cosa sapete che per trasito in due palazzi così, a casa nostra? Non lo va a pezzo. Le scale stanno a destra e a ciotolo con magnese se la sta a sinistra, cioè una annullata e un'altra annullata. E beh, allora, E beh, quando mette la chiave dentro la scatola del palazzo per trasire dall'androne, sta animale che fa? Ma guarda, è subito corre verso di me, ma taglia la strada, poi si fa un giro attorno a me, ma fa, non mi agonisce, che mi pare quasi una rasatella, ma guarda, una volta come se dicesse, ci fate scema una volta, e mo sai se tiene un coraggio, e poi torna a mangiare una volta. Mamma, l'oretta papà, sta benissimo, cosa frutta è? Ti dico, tanto posso tu non pensa così. Queste sono cose serie, la voce che vi riconosco. Io vi ho visto, figli un sacco, c'è a me la rinda, la vaca perdere da un paese lontano, mannaggia stai altri che non muore mai. fortunato. Ma tu, a parte il fatto che sei a te morto, non serve a niente, perché lo sai, no? E il gatto deve essere vita. E tu quando volte la vista a cidere? E poi ha ragione, voglio. Tu facendo così, fortunato mio, non stai buono tu, non stai campando tu, e non stai buono manco a lui. Ma perché che sto facendo? Che stai facendo, fortunato? Se ti ricordi, tu tenevi un bellissimo posto di lavoro, guadagnavi bene, stavamo bene. All'improvviso, un titolare assumette è nato operaio vicino a te. Uè, tu che fascista, ti abbia sta fissando con l'archivio, abbia sta dicendo che non portavi scaloni. Fortuna è tanto che fascista e tanto che autasto teniste licenziato. Noi da allora, fortunato caro. È per non aspettare. Io non posso stare, io veramente portavo scaloni. Ogni volta che mi guardavo, mi parlava, io sbagliavo a fare qualsiasi cosa. E perché sto io veniva richiamato lo master. Era diventata insopportabile. E poi ha uno che si chiama Cassandro. Ah, ho capito. E che c'entra allora? Che vuole l'amico tuo felice, che si chiama Felice Catapà, ad a sorridere sempre, ad essere sempre felice e contento. Beh, basta. Ti devi portare sfortuna e basta. Se poi lavoro, poi non ti preoccupare, si risolve. Però mi fa piacere, non mi educa l'amico felice che porta solo fortuna. Senti, fortuna, io stamattina già mi ha dato che lo capo, ma con questi discorsi inutili devo farmi ancora più forte. No, ti chiedo scusa allora, però ti ripeto, se poi lavoro non ti preoccupare, ci pensi. Titina, vedi tu. Sì, sarà proprio. Dai, signora Lavoro. Qual convento ti porta a casa? No, Buongiorno, donna Colomba. Stamattina è venuto così, è una lettera comunque. Gli ha visto che è importante, ha giocato di giù a secca, è una cosa che sta robando a casa. Anzi, ha giocato. Ma non vedo dove va secca, quello che sta. Candela, sempre vola, a stare nella No, se te lo forni io no, e poi mi dite pure uno. La volete fornire pazzare, date questa lettera. Scusate con me, che è caduto in terra e si è imposto dopo. Tu vedi, Vabbè. ma si è toccato? Se fosse no. Se sei spugnata sana, non hai colore. Speriamo che la legge. Alice. Ho sognato che camminavo in riva al mare con il Signore. Ma che stai a dire? Che state dicendo? Ma Ma che state Ma dicendo? c'è la cadere. Guarda che carichi camento. Camento. E che
collegamento, che significa? Ah, ci mancava un collocamento. Ma lì c'è pure, sarà collocamento, La signoria vostra è Tata. Tata, ma vi ha mai Poppins? non è possibile. Dieci buone, voi siete vascolo. È invitata. È invitata a darsi l'osso. Ah, ci manca presente, Ho capito. Presentarsi presso i nostri uffici per delle comunicazioni che mi guardano. E chi mi guarda a me? Chi mi riguardano? Ah, ti riguarda? Ah, io collocamento. Collocamento. Mamma mia, che capite? Che vedete l'olio pana, yatta, ma regina pure, non è venuta, E forse finalmente se ne... No, non sa niente. Forse la buonanima sarà andata a lavoreggiare altrove. Voi sapete che è morta? No, scusate, donna Colombo, stiamo facendo un ragionamento tra me e me. Non sa proprio niente stasera. Speriamo che non successe niente grave. Che le dici? State tranquillo, donna Colombo. Ma anche cantonata per fare qualcosa. Perché poi... No, perché porta secci. Don Martuna, ma voi facciate sempre la stessa cosa. Ma io so che la voglio bene stasera. Anzi, sapete che faccio? Come va? Con madro, mi toglie tanto per gardisce. Così, ti tranquillizzate pure voi, va bene? Ho permesso, una cagnetta che mi dici? Andiamo. E allora speriamo che non apro. Non ci fa niente a stasera. Sì, io stanotte mentre tutto stavate dormendo, ho pigliata la gatta e l'ho portata a spera. Ma non si fa queste cose, papà, me ne fa. Ma non ti devo, mamma, io stavo anziana. Stiamo pazziando. Ma New York chi sto veramente non faccio, specialmente quando mi giro per i piedi. Comunque io sto aspettando che l'amica mia Felice che torni a casa, così ci dico fatelo collocamento e mi faccio accompagnare da essa. Ah, Felice, perché non vedi tanti scioperi? Sì, è vero, però ogni tanto se mangia parole è un po' stuttunito. Il vostro tutulino riceve che non dai che buscarti lei. Non è uno scartiello, è un brufolone. Sarà brufalone. E dove viene solo un bagno perché tu fai tanto male io scartiello. Ma quando mai? La nostra è vera amicizia e poi sa fatto centinaia di lavoro, un po' consigliare buono perché mi dica il lavoro che posso fare. Sempre se si mangia il parole. E poi si capisce ma. Titina, vai a aprire la porta. Rosè, per favore. Vattene da stanza dove, va. Io me ne andrei. Donna Carmela, faccio chiedere qualche ci muove di là, un bicchiere. Certamente, che bene. Che racconto, no, fatto. Bella, adesso. Arancia. Oggi fatto la cosa con tutte le granite che li c'ha, mamma mia. Le granilla, è carnale su. Ma dove vuole l'animale? Le granite che li c'ha? E perché chiamate granilla? Perché sono scala piccerino e chiami granito. E sempre stato rosso come chiamava? E grano? Ma può creare un bavastino. Ma come grano? Guarda, si chiamano i grana. E tu perché i graniti si può fare la vaccina, non mi fa poco a sapere. E non ci capisco, come? Ma può creare rosso. Chiama per andiamo. Fortuna l'amica tua, io mi preparo all'aia. Beh, aspetta, fortuna... Ma purtroppo, si cara a ci va a cruito dopo mai insomma. La senti, la tu Siete qua, dai. Come mai che si batte? Ma sai? mi va una mente con felice. Adesso che sotto la casa. Poi faccio di buttare le caisse e cerco di peccare, su quel peccato. Come si dice, no?
fortuna! Sapeva Masario! Bravo, Masario! Come sta? E io vai, la vedo te! E poi ci pensavo, la città, ma io la fanno su Vinci, però adesso stavo da prima fortunato e poi mi con Masario. Allora, Masario, tutto a posto, eh? Sta posso quello sotto a casa domanda ci trovare. Ma quando ma indagini sono tutte però... O faccio chiamare, tanti si scappa uno sa che io conosco tu. A tu non sai si scappa, quando ma... Come si scappa? Fammi Non sentire. sapevo come si scappa un po'. E che se ne parli? Amici! E beh, e se mi avessi chiamato... Pascal. Faccio tale qua, pure. Io sono tale qua. E beh, e fammi sentire. E se mi avessi chiamato... Rosetta, Titina... E quando faccio la sette e ti senti che ci stesso per canti. Fammi sentire. E sei Rosetta. E fammi sentire a Titina. Guarda, ti dico, ma. Che sei Titina? Ma tu non sai si scapro, ma quando Non capisci mi piacere, sì, ma state zitto. Tu non capisci come niente, amico. Va buona. Che si fa un po' passo bravo? Hai visto? Vai qua. Ma ci fatto... Oh, ma ci fatto... 8. No, ma guarda tu, mi faccio fatto proprio 8, chi sei? 8. Marcello, troppo braccio. No, ma quello pensato, io mi faccio fatto proprio, mi ho fatto proprio una serenda. Ah, mi hai fatto una fredda. Ah, voilà, Flebo, ma ci fatto, aiutando un po' tu, 8, come si chiama? Come segna? 8. Ti si fa un tatuaggio. Bravo. Vabbè, ma io parlo in inglese. Tu a sentire parlo italiano napoletano. Comunque si dice tatu. Tatu. A tu si può fare solo tatuaggio. A tu troppo bravo. Ah sì. A tu Totò o Tatò? Maronna mia, ma Totò o tatu? No, è una che si chiama Totò, però fa Tatò. E poi un magazzino delle parlata bene, sapeva scritto o Tatò a tu Totò. Ah, che bella fantasia che te. Ma è bravo. Wow, chi è un artista con una fama internazionale? Vuol dire che te ne fa massa. No, avete capito, è proprio celere, Ah, nel senso che è veloce. è veloce. Però lui è, come posso dire, è celere, ma in tutti i pappamondo. Ah, il pappamondo. Forse è un mappamondo. Pappamondo. Però non è che è celere in tutti i pappamondo, è celere soprattutto a Napoli. Si capito? Ci è mancata una B. Vuoi dire è celebre a Napoli e nel mondo. Sì, È proprio famoso. E per questo è il tuo pappamondo, perché sei della fama ed è famoso. Comunque, Ferri, famoso si scrive con una M e non con due M, e poi si dice mappamondo e non pappamondo. E beh, che ti ha fatto fare? Lo sai, a me mi piacciono gli indiani e oggi pensavo, come faccio a fare un bello indiano? Però mi ha fatto le cosce molto corte, allora ci metto un bello cavallo là sotto e guarda che succede, ma non mi braccio, guarda, guarda il cavallo, qua, Che mi sono davanti! Come andiamo al discorso, va? Ma come mai poi hanno scelto questo nome, Masaniello? Masanino, allora devi ricordare che il mio nonno paterno si chiamava Tommaso, mentre quello materno si chiamava...
che famiglia con la nessuno di tutti e due. Ma mi chiamato Tommaso Nino. Ah, si capisce, si capisce. E per fortuna un nonno mio paterno si chiamava Tommaso e non Raffaele. Raffaele. Così adesso mi ho fatto come a Barzelletta. A Barzelletta? Perché? E beh, si è chiamato Raffaele. Non sai che si sta rialzare. E comunque mo, tutte e due mi ha cominciato a fare un servizio mio. Va bene? Ok? Io adesso... Eh? Ma fammi capire. Piace come mangi questo? Aspetti un momento, ma... Tutto vestito nero. Ma che non si ricorda la battuta? Ma come tu sei tutto vestito nero, ma per uno schiatto a Che è questo tenevo? Che già fa? Ma sani? No, questo di che è? Tutto no. Titina! Portami un mandesino nella cucina, però deve essere assai colorato. Questo? Ma voi aspettatemi qua, io vado a mettere qualcosa di pollo pulito. A te ti porto una bella camicia colorata. Va bene? Aspettatemi qua. Ma come me? Stavo, Ma solo la cucciara non male stiamo. hai visto come Ma sto che bene? Ma che stai mettendo in campo? Hai la competizione pure. Felice, apri tu la porta, grazie. Ma Sani, è bello per il tuo capo, No, guarda ma, io devo ancora a fare le scalini che ci fanno. ma Sani, tu hai fatto 2 scali. Ma la ci fatti e poi mi spazio, poi che l'abbiamo. Ah, buona, ma chi? Buongiorno, prego, Vito. Buongiorno. Prego, vedi da. Signora, Oh, signora, no, a me. deve dire all'avvocato che io colombo la portiera gli devo parlare? Ma signora a me, e come ti pigliato per la camera? Ah, ma ci sta così combinata. Ma combinato con voi, sono una persona seria. Quando si lecca con te. Io non mi scordato, e stiamo provando a divisa per la cameriera nuova che davano a faticare. Ah, ja, sì. Quello che quando lui a destra una cameriera si vede la prossima. Oh, Forse sono 2 cameriere. Oh. Comunque, vi voglio chiedere scusa per, aspettate, non mi ricordo, non mi ricordate, per il qui qua di adesso. Però, intanto potete dire a Don Fortunato, che ha giocato a stasera e ci ha messo proprio con l'acqua, tutte scale, tutti i maestri. Riferite questa cosa? va bene, mi fai di no. Non ti dimenticare. No, prego, andiamo. Arrivederci. Va bene. Permesso? Prego. Ma dai. Felice! Metti questa bella camicia colorata, vedi? Anzi, sai che c'è tu? Non dai, regalo proprio. Ma chi era la porta? E la portiera, si è venuta a scusare con qui qua. Forse vedi il qui pro quo, quale qui qua? Ma poi tu ha guardato la frasera. La presente. La ti spogli in là. Ah, la ciocca lo provare. Ti spogli la frasera. Vedi? Ma sei sicuro che magari hai detto fresella o hai detto sesella? Che l'hai trovato sella. Ma che è sella? Sesella è una gatta nera, abbiamo dato sempre passo. E forse sempre se ci ho capito buono, ma donna Colomba, scusate, ha sciolto con l'acqua vicino alle scale, da fine che non posso manco salire più le scale. Hai capito? Ma perché non faccio mettere l'ascensore? Si va con pure. Ah, sani, ma facciamo mettere l'ascensore per un piano di scala e una carta, ma non c'è sta proporzione. Ma voi ci pensiamo a queste cose, scendiamo insieme. Perché poi la fama che tengo, la fresina, ma mangiano pure. Oh, quella si chiama sesella, non frasera. Invece tutte e due mi accompagnato un po' di razza perché mi ha aiutato a cucinare dentro la televisione che si è spostato. Ma perché tu tieni ancora la televisione? No, Certo, perché tu no? mi tengo proprio o computer.
O computer? E beh, poi dite che ha. La bellezza. Ah sì? E come fa? Ma perché tengo o fai wow? Tu solo wifi. Si dice wifi. Wifi? Io comunque so, ci sono una cosa. O fai wow o non fai wow. Io ci vengo troppo bene. Non vogliamo qualcosa da andiamo. Pronto? Uè, Teresa, sei tu? Ah, come ti trovi da queste parti muovi a tua? Vieni, mi fa piacere. Sai, oggi mi sa un caffè, ora ci stiamo delle cazzo a casa, vieni. Ciao, ti aspetto, fa un prezzo. Oh, è un po' di credi questa parola. Qui Carmela, hai visto? Già la subito, ha detto un caffè la già figlia, visto che sento pure infatti si sente, ma visto che si trasende un palazzo e oggi visto un artista stata candidata, che sono una bella canzone, sapendo che a te piace, ne ammazzo un diario, mi piace le canzoni. Vedi un attimo che dice. Stai a basso. Giovanotto, Giovanotto, ma facete una bella canzone? Signora, la faccio subito. Ma toglietemi una curiosità, ma voi siete la moglie di Fortunato? Sì, sono io. Quello è un mio amico d'infanzia, abbiamo fatto la scuola insieme. Proprio per lui ho scritto questa canzone, ma ve la faccio sentire. Ah, veramente, sì. Sentiamo. In sta vita sono sfortunato, tutte sventure vengono a me, quindi perché state pensate, qualcosa con quella mangiata, una zampa di coniglio, un quadrifoglio, un fiore di cavallo, l'ogni rarilla, ma quando viene a fine dei giorni, coppo come ci mettono corna. Ma stamattina, dopo giornata, fai attenzione, che sta giornata finisce male, non hai tenere da fuochi tu rompo passo, tu puoi fare un presso, cara per terra e tu rompo l'osso. Per proteggermi a questi giorni, non scendo a basso e tocco un cuore. Pure gli amici hanno lasciato, non soltanto voglio vedere che uno scartiello è fortunato, sempre qualcosa che può a me, anelle curalle, una cucinella, un cuffo bellillo, una scopella, vengo a paggiaccheri dall'occhiello, metto un cuore e tocco scartiello. Mia moglie ha detto che sono fissata, poi ci guai vengono a me, che sul cervello sto inguaiato e da me non voglio sapere. Allora tutto agitato, una lille curella, la cucinella, un cuffo bellillo, una scopella, la zampa coniglio, un quadrifoglio, un fiore cavallo e l'ogni rarilla. Ma quando viene a fine dei giorni, per sicurezza mi accattano un corno, per sicurezza mi accattano un corno. Grazie. Come mai sei venuto? Vabbè, come mai sono venuto? Una scuola poco con te marito, ma... Indovini, felice? Perché No, noi siamo fortunati non poter razzo. Non capisco l'antenna perché da una cosa fortunata a ricevere la lettera del collocamento. Speriamo che la cosa buona un po' di fatica. speriamo cose buone, era buio. Ma perché Teresa? Come te le toccare? No, per me... Ma perché? Non si sta buono che felice? No, felice non faticatore, non fa mancare niente. Però, fatto che il fortunato marito è superstizioso.
Amiscato Price. Mamma mia, perché sta nei numeri qui? Numero? E pensa, chiamatino, quando si scese, non metto per adesso in terra. Hai urlato, non mangio buono. E poi, comprare la rientrita a casa, non esiste. Bussa le spazio in coppa d'acqua, Carmè. E poi, la cosa non passa più male. Si mette uno scartiere falso e non sa chiamare con la Ah, sì, ne sa qualcosa, mio marito già posso fare. Dai, che cosa? Senti, lasciami una svolta, casco, dobbiamo inventare qualcosa. Ci hanno avuto poche idee, perché talmente di vedere la così, si stanno rovinati, ci rovinano pure a noi. Senti, Carmè, a me, sei calcio, bello proprio azzeccato, non aveva niente, ti poche idee? Carmè, sì, sto pensando a te, sto pensando a città tutti. Ma se parlassimo di qualche sorella della chiesa, tu sai che sono brava gente, stanno sembrare dei coppi di scorta. E non potevo sapere che con loro fanno parlare, e fanno capire, e fanno rinsavire poco, e fanno cagnare. Brava Carmè, guarda, è proprio una bella idea, tanto è vero, che hai saggiato in chiesa addirittura, sta una sorella Margherita, che va proprio per dentro in casa a portare buona notizia, e la gente alla poco e la mente a Gesù. Sai che facciamo Carmè? Io ti ringrazio il caffè che era troppo buono, mo me ne vado, Margherita a chiesa e organizzo, e poi ti faccio sapere. Non baci Carmè, Tutto a posto. Andiamo a cucciare, io me la colo con me. A posto. Fa cosa buona, va? Ci vediamo tutto, ciao. Sì, signore. No, non sento la gente, no, Dai! Mamma mia, Rosetta, guarda, quando la giurisci, non deve essere vestiti mica buone, capito? Poi non c'è una maglietta? Tu fai la rivoluzione? Mamma ne va a cacca e mi va a caccagna. Rosetta, non parlo più, non ti devi mettere nei vestiti, hai capito? Sì o no? Capito? Guarda qui, guarda, Rosetta. Vieni qua, mamma, vieni che ti voglio parlare, vieni. Senti un po', tu ci stai lasciando preoccupare un po'. Ma tu perché fai così? Perché entri dentro insomma, non ci voglio ci sta. Guardate un po', chiami anche la vita, tu stai lasciando qualche dispirta. Ma tu forza, con un po' che ti senti considerato, pulisse un po' di attenzione più a mamma in casa. Mamma, finalmente l'hai capito? Ma da sempre mi sa parte per ogni cosa. Non sono mai considerata da sta famiglia, allora mi ha mandato questa. Ma quando mamma non ti rimane così bene? Sì, Rosetta, tu li massai. No, però, io te voglio bene assai, ma non pensate a me. Basta, mo faccio la seria. Il mio obiettivo l'ho raggiunto, era che la cavo facevo mettere un po' a paura. Brava mamma. E che vengo considerata da sta casa, mamma. Mamma, senti, ma tu vuoi essere considerata in sta casa, mamma? Mamma, sì. Tanto, mamma? Quello che ti ho chiesto. Guarda via, portiamo questa mamma. Forse era meglio prima, quando non pensavo. Andiamo a vedere. Entrate. Mamma mia, che succede? Vuoi assieme, che succede? Gesù mio, chi è? Gesù, cavallo nostro, che succede? Niente. Oggi mi ha dato una brutta caruta, ma ci fatto male al braccio, alla spalla. E pure un momento. Guardate le dove, come state, scusate? Mi stai scendendo in scala. Bello e buono che la iatta nera si è imbozzata in mezzo per e per me che la iatta l'ha fatta apposta. L'ha fatta apposta? L'ha fatta apposta, perché che ha fatto? Che l'ha vista allungata. Poi ha fatto la voce, poi si è fermata, ha allungato la zampetta e mi ha messo il campetto. Ma brava l'assassino del Natali, la fammi piacere. Fortunata Masani e la rossa. Stanno sapendo,
stanno aspettando che la gatta si sposta vicino alle scale. Abbiamo una brutta botta, capo canzone, quando manco ce l'ho messo. E mi ha fatto mettere una paura, mi ha fatto di tutti i vermicielli in davanti. Ma sai, ma stai fatte ferma, qua vi vicino. I vermicielli, dei firmi, non cosa ci fatto in davanti. Guarda che scusa. Vabbè. Ma che succede? Non ce la vita? Ha pigliato una brutta botta là. Com'è stato sto fatto? Com'è stato? Quando ha visto a me lungo in terra, ha pensato che va a chiamare i soccorsi. Però che ha fatto? Stava una scala più alta, faccio un... Oh, che la porta scalone, ci poteva passare su. Allora che ha fatto? Si è allargato, non ha visto il tubo, mi ha dato una capata, mamma mia. Mamma mia. E quindi non si chiude manco collocamento. Sì, mi fa male il cuore, momento, eppure tutta casa. Mi pare che tenga una bomba in casa. Oh, e speriamo che non scoppia, fortuna mi mette paura, no? Lì, ma che può scoppiare, che lei già scoppiato. Gli tenga la capa distrutta. Perché non strutto? Insomma. Non so, c'è quello che ci vuole essere, non so, un po' bombolò. Oh. Carmen, ma in da cucina tenesse manzoni? Ma posso scritto, fortuna, ma che dice tutta la lingua? No. Però invece a te che ti fai tutta male, no? A me mi fa male tutto lo spallamento. O spallamento? A spalla, il braccio e il mento. Perché quando sono caduto, che ci fa? Sono andato a sbattere che a spallamento. Oggi ho fatto una capriola, sono rimbalzato e sono andato a sbattere che la paparella non mette dentro. Ha fatto la caduta con l'effetto. È talmente che poi sono caduto. Che quando mi ha alzato, no? Stavo ancora tutto isolando. Ma ci ho dato un po' il braccio. E non ci ho visto tu all'interno un po' cavallo. Guarda. Ma a me mi pareva strano che all'interno si era scesa un po' cavallo. E chi l'hai venuto a prendere? Tu che ti hai fatto, mamma è ospitale, mamma. E poi sta caduta al mediletto, poi se ne è qui dopo il folone, Ma quale brufolone? Ma quale scarti che è il brufolone? Mamma è ospitale, mamma. E non puti me, E perché non puoi dirmi? perché oggi è venerdì. E allora? Ma come non sappiamo ancora sti cosi? Né di Venere né di Marte. Non si sposa e non si parte, non si dà inizio all'arte e non si va all'ospedale perché può finire assai male. Come sapere che la carne la piega da botta in casa, Si capisce solista, si capisce. Ti dico che la porticheria, mamma, Vai, ti va. Prego, vieni. Non ti struppiate. Non so, non Felicia, andate con me, ce l'hai altri. È vostro padre. Allora, una cavata così forte, dopo giubilato. E sei quasi schiattato. Noi per poco, rimaniamo tutto palazzo senza acqua. Comunque comunità. Pensi meglio perché ospedale, non va Posso fare pure loro, questa momento di cosa. Lì, tocca fiero, che sta porta seccia peggio la cara. Ma come faccio? Fortuna, a me mi fa male il braccio, ma come tocco figlio? Sì, Felipe, però la tua spalla è buona. Io sai che stiamo tutto insalando. Se state insalando, dovete andare in ospedale, perché non si fa sera. E dopo il clinico. Guarda, o policlinico. O policlinico. Addozzate le pulle e galline e clinica e cavallo. Torna a colore.
Ma come No, fa? ma quali bulli, quali cavalli, ma ti stai dicendo? Prima pure a così mangiato, mi devo alzare. Agita. Policlinico ospedale. Pure marito mi ha avuto caretta in terra. Si spostai l'aniello. Aniello, caretto della Aniello ha comporita la fede, per detta la fede. Oh, con la fede. Marito mi caretta in terra. E si spostai l'aniello da spina rotorso a spina dorsale. Io portai ospedale. Però invece di trasì, un di soccorso, trasette un po' cuoppo. O cuoppo? O copalese? Ah, o copalisce, o copalisce. No, ma quello con palese, quello con palisce. Oh, cuoppo, a rosmavoti. Aspetta, o dico. Ma come parlate, donna Colò? O cuppa, a rosa pavo di chetta, e no dica. Guarda, sei capita chi? La caduta l'ha fatto bene, ti dati più intelligente. Non vi sfruttate nella stanza e ci facete una bella sregorzora rinalaniello. E non sta buono. Guardate pure voi. E non ci posso. Stava a fare una bella sregorzora e state meglio. E non ci posso perché a me non mi piace l'orzone. A me mi è sempre piaciuto il Nesquik. Ma come parla donna Colò si dice orzono, non orzono. E poi Luca non ci fa male proprio niente, sono troppo buoni. Ma voi, io consiglio lo policlinico per la giornata. No, facete che lo volete voi. Donna Carmela? Sì, io me ne vado. Io perché voglio a Bascio, voglio pensare a Bracetto, ma già per la si c'è risputa. Però, prima di farla, aggiungo le costantine. Quello si deve fare una pozione di fuma. No, quali panne, che capito? Costantino una sasì. Ah, invece lo stendere l'intestino esterno della saci. Sì. Ah, bella la saci, ci vuole. Quello l'agito italiano. Ah, sì, sì, faccio fuori, Va, voi no, me ne vado. Sì, mi serve qualcosa. Chi chiama? Non comprendessi, arrivederci. Arrivederci. Aspetta, ma mangi tu, Va. Ma avete pure la porta, so che mi fanno arrabbiare a me, Entrate, benvenute. E che è successo? Felice, vostro marito è già beccato con Sesilla. Sesilla. E chi è Sesilla? La gatta nera, la portiera del palazzo. Mentre papà, quella aiutai non passava sotto una scala che stava appoggiato un faccio muro. Ha sbattuto la capa coppano su bell'acqua, ma così forte che un poco non giustava l'acqua in palazzo. A voi avevano tutte e due, con coglione chissà, pazziano, ho scoppiata. Ah, Margherita, come ti dicevo, sia Don Fortunato che il mio marito Felice sono crediti, credono alla superstizione. Tu, Tere, ma quanto mai? Già, mia Felice, che tu stamattina va che da Don Fortunato amico mio. E poi, perché non si chiude più? Perché se tu la lasci perché non era buono. Ma che... E poi, su scartiere che ti mettere te lì, Margherita. Ma quale scartiere? Chi l'hanno per favore? Permettete che parli in merito? Prego, dite. Ma come può un pianeta, una costellazione decidere il nostro futuro? Che siamo noi dei burattini? Non credo proprio. Anche perché le cose che ci succedono dipendono dalla nostra volontà. Noi a volte talmente che ci fissiamo o veramente facciamo succedere qualcosa, ma sempre perché non siamo attenti. Che c'è? Allora Felice si è distratto e non ha visto se sei la casa. Sì, stiamo guardando un'altra parte. Ma posso dire una cosa? Io veramente ho visto la scala. Oh, quello fatto scalone, immagino mi si paura di passare sotto. Quindi sono aiutato là. Che lei è nera, può essere pure che hanno visto stasera. E io non potevo pure non fa male, no? La fretta di chiedere aiuto per Felice o terrore passa sotto la scala non mi ha fatto venire tu bell'acqua. Come vedete c'è sempre una spiegazione. Per non parlare poi del fatto che voi siete dei cristiani, frequentate una chiesa e queste cose sono condannate da Dio, perché voi mettete al primo posto la superstizione invece di mettere, come dobbiamo fare tutti, il Signore al primo posto. Amen, amen. Ma che si azzecca? Chi si azzecca? Io non capisco.
Quelli che leggono l'oroscopo, poi. Quelli sono persone insicure, che vogliono sapere qualcosa del loro futuro senza però interessarsi del loro vero proprio futuro. E cioè, quale sarebbe? Quale sarebbe? Il futuro è lo scopo per cui siamo su questa terra. Il futuro, l'eternità con il Signore, quando accettiamo Gesù nella nostra vita. Avremo un futuro di pace, di serenità, dove non ci saranno più dolori, dove non ci sarà più sofferenza e soprattutto dove non ci saranno più tutte queste falsità. In poche parole, spetta a voi decidere il vostro futuro e non permettere che la superstizione vi condizioni la vita. Mamma mia, come parlo bella, signora Margherita, grazie, Teresa, lei tutta. Ma io già sapevo, Carmela, la sorella Margherita è molto dedita a Gesù e perciò che c'ha questo bel dono di andare per le case e portare la buona novella, parlare a persone come loro. Speriamo che perlomeno loro possano capire, che hanno capito a Margherita, finalmente cambiare. Mamma, papà, sono arrivati in pompiera. E che c'è? Mamma mia, si è picciato tutta la portineria, sta nel pompiera. E donna Colomba? Sta ancora in, penso che funziona tutto. Ma che è successo? Capito come è successo? No, ma probabilmente è il pompiere che è stato a braccio da una colomba, non è stato buono. Mamma mia, meno male che sono venuti i pompieri, ma quando fanno queste cose un sacco sta accorto. Hanno voluto una colomba. Speriamo in bene. Però fu una notte che è già stata sudata. Meno male, meno male, Bene, meno male. E allora hanno studiato Sì, l'incendio. l'incendio è stato domani. È una colomba. Per fortuna si è appicciato solo la guardiola e non ha pigliato per all'interno della casa. È una colomba. Tutto bene, tutto bene. Mamma mia, ma non sono venuti i pompieri, meno male, almeno hanno studiato un fuoco. Senti Teresa, noi dovremmo andare. Mi dispiace che siamo stati interrotti. Se tornate a venire in chiesa possiamo riparlare ancora una volta di questo argomento nei prossimi giorni. E soprattutto tranquillizzatevi per quello che è successo e ringraziamo il Signore che non è successo niente di grave. Grazie, grazie. Senti Felice, io vado via con la sorella Margherita. Tu che pensi? Io penso che la donna Colombo se l'ha vista proprio brutta. Però Tere, comunque ma sai che faccio? Ma vengo pure io a casa con te, mi da mettere una poca crema coppa brutta. Coppa a spalla. Ma falliamo c'è a tu, scattelo tu colore, arrivederci, ciao Carmela, arrivederci. Grazie, grazie, grazie. Cielo, fortunato mio, oggi è successo di tutto in questa giornata, è stato proprio strano. E poi se ne viene che la Margherita. Non credete a queste cose. Ma stai un'ata, è nata storta. Fortunato, sai, una è nata storta, indipendentemente da quello che tu credi. Eh sì, hai visto? Pure l'incendio. Ma hai visto che pompieri hanno detto che è stata colpa di donna Colombo che si è scusata ai carbonelli, la cosa? Non ci capito. Ma che io so che si viene donna Colombo a stupare. Ecco, a noi stava venendo donna Colombo. No, Rosetta, vai a aprire, vai. Va Sì, bene, papà, un mamma. attimo. Sì. Il cerotto? Va, Vai, lo sei. Ripeto, forse era meglio prima, quando non mi pensavano proprio. Non te la mandai, era la cosa. E donna Colomba? Ecco, a noi io. Donna Colomba, prego, accomodatevi. Però se piglia una seta a donna Colomba. Prego, prego, sedetevi. Grazie, Rosetta, grazie. Che giornata, che schieramento. A chi lo dice? Chi tenga a capo che è una bomba, ha da pochi scoppi. Quelli che la notte poi scoppiamo palazzo, tu vieni a casa. Donna Colomba, ma mi spiegate che cosa è successo? Come è successo? Il fatto è successo così. Dopo che sono scesa da casa vostra, donna come si viene magari da lui a lì, me vediata, come vi avevo detto, donna Cannella, io sono scesa lì, ho preso l'abbraccio. Poi stasera non esisteva, ma la chiesa a cercare. E questa è la seconda volta che oggi non la trovavo, vedi? Sì, la prima volta è stata stamattina, poi sono venuta a Bevuto, poi Felice che aveva trovato stasera, infatti ho parlato con Felice. Ah, sì, ho fatto un pippo qua. Niente, non ho fatto lo mostro, continuate, una colomba. Certo, quella va, che non la trova nessuno da...
capito come è fatta a casa mia? Come? Si sta a Guardiola e poi da lì da Guardiola si trasferisce a casa vostra. Come tutte le case dei guardiavoli. Giusto. Quindi non 2 anni più a 6 sera. Io sono trasferita a casa con 3. E beh, io trasferita a casa e che trovare da nuovo? Ah, povera! E dopo tornavo a vedere me, ma che papazziamo? Io trovasse sempre che aveva partorito. Sì, ma in tutto questo che c'entra l'incendio? Ma giusto da braccia appicciata, è una tendina via di fuoco. Una potevi studiare pure. E non me ne ero accorta. Che guarda, non l'ho vista stasera, che faceva pazzo. Sempre usciva un po' a me, io ero innanzi a lei. Sì, ma che si pigliava vicino e si portava via fuori per salvare. E solo allora mi sono resa conto del fuoco, ma ormai era troppo tardi, il fuoco aveva già dimabbato. Mamma mia, chi ha chiamato i pompieri? Sono stata io, fortunatamente. Prendevo delle colline lì da sacca. Ma c'è poi a mucire a 15. E mai come che stavolta. Poi io sono venuta a presso. Guardate, perché proprio imbutuava la signora Colomba? Perché da poco che avevo preso i soldi dello stipendio, ha detto come mi paga più duratura, non si sa mai da queste cose. Intanto però, intanto. Chi si può tenere i soldi? Unica a me. Sì, signore. I soldi ci fanno diventare intrepidi, disprezzanti del pericolo. Però c'è una cosa più brava, signora Colomba, ci ti fanno il naso. Brava, invece di capire queste cose. Quali intrepido, quali soldi, quelli per il potere, non è il potere dei soldi. Chi il potere è la fama. Pure avete ragione. Ma Colomba, è stasera. E stasera si è portato i gatti sotto la scala. Avrò pensato che sto meglio. A nessuno ci prova capo e fa abbraccio sotto le scale. Dopo la mamma mia, ma potevi dire, ha appazzato tutti i momenti. Io rido per non piangere, capito? Ma tu hai capito che se non era per sé, se non faceva la pitressa, ci carbonizzata. Hai ragione. Ma le abitudini sono dure a morire. Donna Colombo, come mi dovete scusare? Io a Giuseppe pensate che a stasera portavo sfortuna. Però i fatti oggi mi hanno fatto cagnare pensiero. Sesella è un'eroina. Avete ragione. Però poi me ne vado da una Carmela perché tengo a casa sotto il nuovo, sai, chi ne fuma, chi ne roba, e poi voglio vedere vicino come sta. Con permesso me ne vado. Con permesso, donna Colombo. Papà, ma che dici? Ce lo possiamo prendere un gattino? Ci manca solo la gatta da casa nostra. No. Dai, papà. Quanto mai? No. Poi ci mettiamo una da spesa coppia e spalla. E poi mamma, dai, e non cane preso, sa quanto appiccica che casa fa? Dai, papà, ma uno solo che ti costa? No. 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 No? 44 gatti in fila che sei in questo minuto si unirono tra parti in fila. Te lo prendiamo. Comunque, Carmela, in tutta questa barone si riuscite a cucinare qualcosa? Ma ci fate niente, ci do vigore. Fanno tutte le patate. Però al forno non si sa mai. Fortunato, comunque non mi ascolto. E tutta questa paraonda che è successa, tutta questa giornata, l'unica cosa bella che è stata bellissima è che tu finalmente hai capito che non è essere superstizioso, che non ti devi più dedicare a queste cose brutte che non servono a niente. E l'hai capito e spero che l'hai capito pure felice. Hai ragione, Carmela. Oggi c'è avuto una grande lezione. Ha già capito che la maggior parte delle cose succedono per colpa nostra. E forse come ha detto che la signora della chiesa, la Margherita, se volimmo campare meglio, non abbiamo affidato il nostro destino più a queste cose, ma solamente al nostro Signore. Amen. Mo cominciamo tutto quanto, chi nata vota a chiesa, e io ti prometto che mi impegnerò d'ora in avanti a ne pensare a chi. Hai ragione. Telefono, vieni qui a mamma. Mio padre, colocamento, sì, Vieni, tu essere da come fatica, Fortunato. Pronto? Sì, sono io. Fortunato, collocamento, no reggimento, che tanto vuoi. Sì, dovevo venire al vostro ufficio, sì.
ma mi è stato impossibile venire. Perché? Prima la gatta, poi un bellacqua, e poi l'incendio, e pure un po' qua. No, non sto scherzando. Vabbè, poi parliamo da vicino. Vabbè, ci vediamo la settimana prossima, va bene? Venerdì prossimo, va bene? Ma che giorno è? Venerdì 17 alle ore 17. Ma tu che la Carmine, a giuvaziare. Partecipazione calorosa, affettuosa, e noi vi ringraziamo con tutto il cuore. Però vorrei aggiungere un ulteriore applauso agli autori di questa rappresentazione, a Rosaria e ad Alfonso. Alfonso, vieni. Marcello, vieni. Alfonso, vieni. Sono loro che si sono prodigati al massimo in questi giorni. Bene, allora facciamoci, anche io voglio proporre un bel applauso a questi